Nicoletta e oggi ti leggo una pillola di saggezza di Martin Luther King, una persona qualsiasi, sii il meglio di qualsiasi cosa tu sia. Già il titolo mi piace, la leggo la prima volta già con te. Quando scoprirai quel che vuoi essere nella tua vita, fai in modo di farlo come se qualcuno da lassù ti avesse chiamato in questo particolare momento della storia per farlo. Non far soltanto in modo di fare un buon lavoro, fai in modo di fare un tale lavoro che i viventi, trapassati, non ancora nati non possono far meglio. Se ti capita in sorte d'essere uno spazzino, spazza le strade come Michelangelo dipingeva i quadri, spazza le strade come Beethoven componeva musica, spazza le strade come Prince, non so chi sia, cantava all'opera, spazza le strade come Shakespeare scriveva poemi. Spazza le strade così bene che tutti in paradiso e in terra debbono fare una pausa e dire: qui visse un grande spazzino che faceva davvero bene il suo lavoro. Se non puoi essere un pino sulla cima della collina, sii una saggina nella valle, ma sii la migliore piccola saggina sul crinale della collina. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Perché non è per via delle dimensioni che se è successo si fallisce, sii il meglio di qualsiasi cosa tu sia. Bello, perché quello che dico sempre ai ragazzi, date il massimo, date a tutte le persone, dai di più di quello che sei chiamato a dare, cerca di fare sempre di più, di essere il meglio, ma per te stesso, per gli altri, perché se tu generi abbondanza, vivrai nell'abbondanza. Personale, professionale, economica, sempre il meglio che puoi essere. Dov'è che puoi dare ancora un po' di più? Dov'è che puoi trovare ancora uno spunto migliore? Perché basta guardare qui, la cura che c'è in questo parco, la cura del dettaglio, è l'energia con cui fai le cose che fa la differenza, quell'energia che ti fa essere il migliore o una persona mediocre. A te la scelta. Ciao, ciao, ciao.